È un tracollo mai visto, questo è il dato. In Veneto, Fratelli d'Italia, nella terra del federalismo, è più del doppio della Lega. Ci è passato perfino il Partito Democratico, che era praticamente morto, così come a livello nazionale. Siamo stati spazzati via in alcune parti del paese e siamo stati sostituiti da un altro partito morto come il Movimento 5 Stelle. Credo che sia arrivato il momento, per me è sempre tardi, di una riflessione profonda, molto profonda. Nelle parole di Roberto Marcato si concentra la rabbia della base della Lega, protagonista di un tonfo che brucia perché annunciato da tempo con appelli rimasti inascoltati. Il nostro popolo ci ha dato una lezione, ci ha detto che non lo rappresentiamo più, questo dobbiamo capire, ce l'ha detto in maniera chiara e netta. Allora o noi torniamo ad essere quel famoso sindacato di territorio oppure noi non abbiamo futuro. Urge una riflessione profonda che significa, secondo Marcato, congressi. Due cose, condivisione con il territorio e congressi. Bisogna fare i congressi, bisogna fare il congresso regionale. Certo, il centrodestra ha vinto le elezioni, la Lega andrà al governo, ma con i nuovi equilibri nella coalizione la strada per l'autonomia pare sempre più in salita. Assolutamente sì, però c'è anche un tema che è molto chiaro. Matteo Salvini a Padova agli amministratori ha detto che nel primo Consiglio dei Ministri verrà approvata l'autonomia. Se non facciamo questo, per me possiamo andare a casa domani mattina. Ma la voce dell'assessore regionale alle attività produttive non è certo l'unica. Di esito drammatico per la Lega parla Giampaolo Bottaccin, che si scaglia contro i commissari che vanno cambiati subito, afferma, altrimenti l'alternativa è di consegnare la regione infiocchettata a Fratelli d'Italia. Durissimo anche il consigliere regionale Fabrizio Boron. Quando un partito è controllato da 4 commissari nominati, blindati, che si fanno le liste, si mettono nei collegi che vogliono loro, sapendo di essere sicuri di essere eletti, come vuole che vada a finire?